Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, come forse molti di voi sapranno, è mancato il professor Antonino Zichicchi, illustre fisico, famosissimo divulgatore scientifico, ha svolto un'attività di ricerca intellettualmente libera, quindi anche al di fuori dagli steccati, è stato un'autorità nel campo della fisica delle particelle elementari, della fisica nucleare e subnucleare, prima professore ordinario e poi emerito di fisica presso l'Università di Bologna, molto noto anche al di fuori dalla cerchia degli specialisti per il importante ruolo nella realizzazione dei laboratori nazionali del Gran Sasso e per appunto la sua intensa attività di divulgazione anche giornalistica, anche televisiva. Antonino Zichicchi è stato però appunto e anzitutto uno scienziato nel senso pieno e non meramente specialistico o erudito del termine, e la prova ne è un'attività che ha svolto con discreta ma rigorosa continuità nell'ultimo scorcio della sua vita, che è stato il controcanto a una delle principali forme di dogmatismo contemporaneo. Da scienziato che viveva il suo essere scienziato nel senso pieno e letterale del termine, sia nella vita che nella metodologia scientifica, quindi avversa appunto ogni dogmatismo all'insegna del perenne procedere per tentativi ed errori, come diceva Sir Karl Popper. In base a questo suo convincimento anzitutto esistenziale, il professor Zichicchi nel suo ultimo scorcio appunto di vita intellettuale ha spesso contraddetto, ribaltato, smascherato il dogmatismo dell'apocalisse climatica, l'ecotalebanismo gretino per cui siamo a mezz'ora dalla fine dell'avventura umana sul pianeta, l'ultima generazione, no? Come dicono gli allievi di Greta, per colpa di questa entità maligna dannata in sé che è l'uomo. Ovviamente Zichicchi non negava che esistano dei cambiamenti climatici, li ha studiati molto di più dei suddetti esponenti di ultima generazione, non negava che fosse una proprietà del buon governante gestire il problema dell'inquinamento, porsi il problema della sostenibilità, ma criticava alla radice la tesi dell'apocalisse ambientale dovuta all'iniziativa umana, quello che ormai è il luogo comune presso quella cultura media che si dà aria da cultura superiore, tende a monopolizzare il dibattito. Tutto questo ovviamente l'ha detto molto meglio lui di quanto ve lo sto riassumendo io, e quindi vorrei consegnarvi questa sua densissima intervista al Mattino del 2017, dove ha incenerito il gretinismo, l'ambientalismo ideologico. L'inquinamento esiste, è dannoso e chiama in causa l'operato dell'uomo, ma attribuire alla responsabilità umana il surriscaldamento globale è un'enormità senza alcun fondamento, puro inquinamento culturale. L'azione dell'uomo incide sul clima per non più del 10%. Al 90% il cambiamento climatico è governato da fenomeni naturali dei quali ad oggi gli scienziati non conoscono e non possono conoscere le possibili evoluzioni future. Ma io sono ottimista. In nome di quale ragione si pretende di descrivere i futuri scenari della Terra e le terapie per salvarla, se ancora i meccanismi che sorreggono il motore climatico sono inconoscibili? Divinazione. Cioè siamo fuori dall'ambito della scienza, siamo nell'ambito neanche della religione, più della superstizione, ci diceva Zichicchi. Perché molti scienziati concordano sul riscaldamento globale dovuto all'attività umana? Perché hanno costruito modelli matematici buoni alla bisogna, ad hoc, avrebbe detto Sir Karl Popper di qui sopra. Ricorrono a troppi parametri liberi, arbitrari, alterano i calcoli con delle supposizioni per fare in modo che i risultati diano loro ragione. Ma il metodo scientifico è un'altra cosa. Questa divinazione sulla fine della Terra per le emissioni dovute a quell'entità maligna che è l'uomo non è metodo scientifico, è ideologia. Zichicchi ce l'ha ricordato più e più volte e anche per questo
ci mancherà dannatamente. Grazie a tutti, a domattina.